Ovako je u istarskim maslinicima od početka listopada. Urod je jako dobar, zadovoljni smo i čekamo normalno da količine postanu veće, da to bude još bolje, ali za sada smo jako zadovoljni. U obitelji Stojnić očekuju da će iz svojih maslinika u okolici Vabrige na Poreštini ove godine ubrati oko 2,5 vagona maslina. Ćemo biti zadovoljni ako smo na 2500 litara, a sve šta je više normalno je dobrodošlo. Količine su ove godine ipak nešto veće od lanjskih, no na Poreštini su još više zadovoljni što su i maslinici zdravi, jer se maslinari zadnjih godina bore s raznim nevoljama od suše i smrzavanja do nametnika poput svrdlaša. Mi se ne možemo požaliti, već godinama imamo jako dobar urod i radimo jako dobru kvalitetu ulja. Pokušavamo biti u maslinicima šta više, biti pravovremeni, da bude sve preventivno, tako da što se tiče takvih nekakvih šteta možemo za sada biti sretni, nismo imali problema. Uz Bjelicu, Bužu i Lečino obitelj Stojnić među svojih 3000 stabala maslina uzgaja i autohtonu vrstu porečku rosulju. Po čemu je posebna rosulja? Pa ja bih rekao po ulju, zato što ima ovako jedan puni okus, je kompletnija, nije toliko gorka i nije toliko izraženo pikantna. Do kušanja ovogodišnje berbe još je puno posla. Najprije još 10 dana ubiranja plodova u maslinicima, a potom i na preradi u uljarama koje već rade s punim kapacitetom.
più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare, che il nostro amore è sincero, dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. E domani forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta solo che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. E domani forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta solo che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. La vita ci ha regalato qualcosa che il tempo non cambierà mai. Salve amici, eccone un altro appuntamento con i proverbi istriani. Fino adesso li avevamo raggruppati per temi, per argomenti. Oggi una piccia eccezione. In poche parole, un pochettino dei proverbi rovignesi meglio mandare l'amico Johnny. I scritti in rovignesi, mi non sono de Rovigno, e scusami se la pronuncia sarà un pochettino scadente. Comunque me darò da fare. Eccoli qua. Amor senza barufa, sì, amor che fa la muffa. Come dire, l'amor senza barufa, è l'amor che fa la muffa, cioè diventa noioso. Le mugliere che si compra con l'oro li vale un tesoro, le mogli che si compra con l'oro le vale poi un tesoro. O una femmina savia fa la casa, o una mata la disfa. Una donna, una moglie savia, saggia fa la casa, e invece una donna matta la disfa. E il ridi fa buon sangue, ridere fa buon sangue. Vardate dai paducci rifadi, vardate dai pedoci rifadi. La roba buona si loda da sola, come dire, la roba buona si loda da sola, non serve tante parole. E il bulpo guarda le galline e l'uo li pecore. La volpe guarda le galline e il lupo invece guarda le pecore appunto. E il can con tanti paroni muore da fame. Il can che ha tanti paroni poi alla fine muore di fame. La verità si da pochi, la falsità si da tanti. La verità è una caratteristica che riguarda poche persone, e invece la falsità è una caratteristica di tante persone. Ecco, per il momento potessi bastare. Se vi piaceva questi proverbi, mettete un like, un commento, oppure mettete anche voi qualche proverbio. Proverbi istriani, vi ricordo che anche in questi tempi moderni ha tanta verità in sé. Grazie e alla prossima occasione.
Mi bevo ben, mi magno sai, mi son Antonio Salvore. In cucina stago ben, in cantina ancor di più, son Antonio Istria. Mi bevo bianco, bevo anche nero, mi magno tutto quel che trovo. In cantina col quartin, in cucina il mio piattin, son Antonio Salvori. Mi sono nato qua, con la mia barca sono andata, lontano di ti Salvore, mi non posso star. E il mio Salvore è un grande faro, e ogni notte lo facciamo. Se lo senti da vicino, se lo vedi da lontano, è il nostro gran guardiano, è il nostro Antonio. E c'è per tutto, e ti lo trovi soprattutto a Bassania, Zambratia, Volparia, Media, a Salvore in mezzo al mare. Ogni volta che guardo il tramonto insieme a te, mi son contento d'essere qua e di cantare. Mi bevo bene, mi magno sai, mi son Antonio Salvore. In cucina stago ben, in cantina ancor di più, son Antonio Istria. Mi bevo bianco, bevo anche nero, mi magno tutto quel che trovo. In cantina col quartin, in cucina il mio piattin, son Antonio Salvori. Mi bevo ben, mi magno sai, mi son Antonio Salvore. In cucina stago ben, in cantina ancor di più, son Antonio Istria. Mi bevo bianco, bevo anche nero, mi magno tutto quel che trovo. In cantina col quartin, in cucina il mio piattin, son Antonio Salvori. E il mio Salvore è un grande faro, che ogni notte lui fa chiaro. Se lo senti da vicino, se lo vedi da lontano, è il nostro gran guardiano, è il nostro Antonio, e il c'è per tutto, e ti lo trovi soprattutto a Bassania, Zambratia, Volparia, Media, a Salvore in mezzo al mare. Briglia che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sul far. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacere. Delle muse, sorriso, il sapere, e colto il dolor, sì, dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, sorriso, il sapere, e colto il dolor, sì, dolor. Ai tuoi figli che brilla sul
sul viso, l'amistade che viene dal cor. Un briglia che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sul far. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, sorriso, il sapere, e colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, sorriso, il sapere, e colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Palmanova è una città-fortezza con poco più di 5.000 abitanti, fondata dalla Repubblica di Venezia nel 1593. È uno dei pochi esempi di città con una pianta a forma di stella, ma le sue 9 punte, l'ordinata e geometrica disposizione delle vie interne, la grande piazza esagonale al centro e anche la sua storia hanno fatto sì che nel 2017 diventasse patrimonio dell'umanità UNESCO. La Repubblica di Venezia costruì questa città per creare un argine alle invasioni ottomane. Fu parte della Serenissima per più di 200 anni, fino a quando, nel 1797, Napoleone Bonaparte la conquistò. Dopo il ritiro delle truppe francesi, nel 1814 passò sotto il dominio austriaco e nel 1866, con il plebiscito del Veneto, fu annessa al Regno d'Italia. Oggi è una cittadina tranquilla, ideale per una passeggiata in centro o attorno alle sue mura. Qui ci sono 3 percorsi possibili. L'anello basso del Fossato, l'anello alto dei Rivellini e l'anello misto panoramico.
c'è infine un percorso mountain bike che ha una lunghezza di circa 12 km. Caratteristiche e imponenti sono le 3 porte di accesso: Porta Udine, Porta Cividale e Porta Aquileia. Tra loro sono disposte a 120 gradi e puntano dritte al centro della grande piazza esagonale. La visita della città si fa tranquillamente a piedi. Chi arriva dall'autostrada, infatti, può parcheggiare in prossimità di Porta Aquileia e iniziare la sua visita dal belvedere Parco dell'Aviatore e dalla vicina polveriera Foscarini, costruita da Napoleone Bonaparte. Proseguendo nella parte occidentale della città si arriva poi alla chiesetta di San Francesco. Continuando verso nord si raggiunge Porta Udine, che è caratterizzata dall'adiacente acquedotto veneziano progettato per portare l'acqua in città. Esso è alimentato dalla Roggia di Palma, che in massima parte confluisce poi nel fossato della fortezza. Da Porta Udine, proseguendo verso est, si può raggiungere il Museo della Grande Guerra, che si trova in corrispondenza di Porta Cividale, la terza e ultima porta di accesso alla città. Attraversando il parcheggio, a fianco di Porta Cividale, si arriva alla polveriera napoleonica Garzoni. Riprendendo la strada di Porta Cividale verso il centro della città, si arriva in Piazza Grande. Essa è di forma esagonale con al centro il monumento in pietra d'Istria che sorregge l'alto stendardo con la bandiera italiana. Questa piazza, molto grande e molto bella, è il cuore pulsante della città. Qui si svolgono gli eventi e le mostre più importanti e nei periodi festivi ed estivi si popola di turisti e visitatori. Ai lati delle vie che sboccano sulla piazza ci sono 11 statue dei più importanti provveditori di Palmanova. Una di queste fiancheggia il Palazzo dei Provveditori con l'adiacente loggia della Gran Guardia. L'altro importante monumento che volge sulla piazza è il Duomo del Santissimo Redentore. Sulla sua facciata spiccano in alto il leone di San Marco, simbolo della Repubblica di Venezia, e sotto le statue dei santi protettori della città, il Santissimo Redentore al centro e ai lati San Marco e Santa Giustina. L'interno della chiesa presenta un coro composto dall'altare maggiore affiancato da altri 2 altari minori,
4 altari laterali e un organo con cantoria su un pulpito sospeso. Ben visibili sulle pareti sono una serie di quadri e di pale di grande pregio. Un risalto particolare, però, viene dato alla pala dell'Annunziazione, alla statua lignea della Madonna e all'urna di vetro con le reliquie e la statua di cera di Santa Giustina, protettrice della città. Alla fine di questa visita ci si può fermare per ristorarsi in uno dei vari bar e trattorie che operano in piazza o in prossimità della stessa. Tor Viscosa nasce negli anni 40 con lo sviluppo della SNIA viscosa, 320 giorni di lavoro e a tempo di record il 21 settembre 1938 lo stabilimento fu inaugurato dall'allora capo del governo Benito Mussolini. Dopo 2 anni venne completato il raddoppio, mentre l'Italia era impegnata nella seconda guerra mondiale e Torre di Zuino, come si chiamava un tempo, divenne un nuovo comune prendendo il nome di Tor Viscosa. Era il 26 ottobre del 1940, in precedenza faceva parte del comune di San Giorgio di Nogaro. L'elevazione al comune avvenne al momento dell'insediamento della società Saigi, società agricola industriale cellulosa italiana, il cui presidente, Franco Marinotti, fu considerato il fondatore e salvatore di Tor Viscosa. Tor Viscosa, analizziamo la denominazione, cosa significa? Torre perché vuole ricordare il vecchio nome precedente, Torre di Zuino. Torre significava come torre perché una volta esisteva un castello che aveva una torre che le vecchie stampe di quegli anni, dell'altro secolo e prima ancora, parlavano di una torre disabitata piena di serpenti e di bestie più o meno grandi. E invece Zuino era un fiume, ed è un fiume che passa ancora, viene giù da Bagnare Arsa e va fino al mare. Torre Viscosa perché la Viscosa creò, la SNIA Viscosa creò la Saisi e volle mantenere Torre e poi legarla al Viscosa. Qualcosa che richiama, che rimanda alle origini, può essere individuato anche nella particolare architettura di Tor Viscosa. È uno degli esempi più rari nel territorio friulano, ma anche in Italia, di urbanistica razionale. Cosa significa? Certamente. Tor Viscosa è una delle 12 città di fondazione del periodo fascista. L'architetto numero 1 principe fu Giuseppe Demin, che morì nel 1962. L'architetto Demin volle costruire sul vecchio borgo di Torre di Zuino la città, la nuova città e la fabbrica, dove, uscendo dalla fabbrica, lei aveva sulla sinistra tutti i giochi, le piscine, il campo sportivo, i giochi delle bocce, eccetera, e poi a sinistra le abitazioni.
la storia di Tor Viscosa non ha appassionato soltanto il signor Enea, bensì, pensate, anche il Marinetti, che a Torre di Viscosa ha dedicato un poema. Beh, una piccola aggiunta a quanto già abbiamo appreso su questa località. Da Tor Viscosa da parte mia è tutto, noi ci rivediamo la prossima settimana. Sato qui Kisin? Oh sì che di Iupal tubo! Ven con no, us fasarin cognosci il Friul, i Furlans e il Furlan. Io sono Mattia. E io sono Federico. Vi porteremo in giro per il Friuli a vivere numerose avventure o disavventure. Io sono Federico Benedetto, i ven da Fana, ma io abitei a Magnano. Allora, per questo che chiacchiare con questo Furlan, è un po' una variante un po' più esotica. Se chi vuoi fa? Ti vuoi contare storie dal Friuli? E io sono Diego, il Chiarniel, il più vecchio da bande, e parco mo non covente cosdigiati. Io sono Fabio, non sono un esperto in friulano, però sono il mago del fotoritocco. Io sono Lucie, se non tu sai che non sguarda chiaval, vieni con me. Il Laringa Scoviergi lutta gli ambienti naturali dal Friuli. Io sono Francesco, e non sai perché sono qui, ma pensi che lo scriveremo insieme? Io sono Davide e vi porterò a scoviergi il territorio anche attraverso la mia passione per la protezione civile. E no, dove che? Benvenuti su Iupal tubo. Un demolarie! Che a 3D, vagando per i social, mi è saltata fuori la foto di un paesut che si chiama sotto le aghe di un lago. E subito hai pensato, c'è figade! Ma sapevi qualche è il biel? Che paesaggi di Nocrodi si chiama proprio in Friuli. E allora ho soilato a informarmi e ue us conti una storia par da bon interessante, che tanti non conoscono perché si pierde bielece dal look. Movade, Fleur e Redone. A son questi nomi dai tre paesi sotto le aghe. O, per dire miglior, dice che reste di loro e al tenimo bot. Questi rovini si chiamano in tagliet dal lato di Redone. Un lato artificiale biel come pox, con une aghe verde come il smeraldo. Tra l'altro, il lato fa parte del Parco Naturale des Dolomitis Furlanis, che è anche patrimonio dell'UNESCO. Si domanderete, ma c'è motivo che sono resti in un lato, vecchio usconti la storia, con tune brutte fin, dal borgo di Movade e dai paesus d'Ogne. Fin sull'imprint dagli anni 50, a ieri in Pues anche mo plens di vite, ma dal giro di poco attacchi arriva a società con che disfruttare il territorio. Questi ha deciso di chiappare parte a un gran progetto per fare su une dighe e sbarare il corso dal Midune. In queste maniere si sarebbe creato un gran bacino artificiale per produrre energie elettriche. I lavori vanno dal 1947 al 1951 e le opere le chiamano Diga di Ponte Eracli. Queste strutture, però, bloccanti il corso dal Midune, e causa le inondazioni di une parde valade e le aghe a glotti tre paesus, che sono proprio a mezze strade tra la dighe e il lago di Redone. I purs abitanti appuedo in nome la via di corse e la salis lor chiasis per la stadia Trisbandis, come Redone Gnove, Canas d'Ogne dall'A, oppure ai paesi liator. Una storia dolorosa, ma che ha anche un vel di misteri. Difatti, una liende racconta che tes ruvinis des chiases al vagoli il spirito di Don Basilio, il plevan de Borgade. Al gire par difindi il borg d'erosione de aghe e par proteggilo de strie che vuol cancellare per sempre il riguardo al paese. Bon, tra il spettacolo de chiases che vengono fuori dal lato e i sia misteri, us hai contato queste storie curiose e speri proprio che us vedi chiappat dentro. E se è là così, fracaiti il polear e iscrivesi al canale chi sotto. Mandi!
A Pisino tutte le domande per l'iscrizione dei bambini al programma dell'asilo nido della scuola materna verranno elaborate entro la fine di maggio. Solo dopo si saprà esattamente quanti bambini verranno ospitati quest'anno nelle strutture esistenti e quanti verranno ammessi successivamente, una volta terminato il nuovo asilo. La città di Pisino infatti cofinanzia quasi il 75% del costo economico degli asili nido e nella sua consueta conferenza stampa mensile il sindaco di Pisino Susanna Jasic ha affermato che la pratica della città di cofinanziare l'alloggio dei bambini non iscritti nella sua zona continuerà negli asili nido privati e nelle agenzie per tate alle stesse condizioni di prima. Per quanto riguarda la costruzione del nuovo asilo, il sindaco ha confermato che i lavori subiranno ritardi a causa delle condizioni meteorologiche, ma che tutto sarà terminato entro l'autunno, dopodiché la struttura sarà attrezzata. Non appena saranno soddisfatte le condizioni legali, i 4 gruppi della scuola dell'infanzia si trasferiranno in nuove sedi e il numero dei nuovi gruppi dipenderà quindi dall'interesse dei genitori e dal numero dei bambini iscritti che vedremo alla fine di maggio. Allo stesso tempo ovviamente la città sta preparando tutta la documentazione necessaria per la separazione delle istituzioni e buone notizie nello spirito del 1° maggio stanno arrivando per i lavoratori degli asili nido e delle istituzioni culturali che aumenteranno, aumenteremo i loro stipendi del 10%. Si ricorda che lo scorso anno sono iniziati i lavori del valore di quasi 3 milioni di euro, con circa un terzo dei fondi, 900.000 euro, previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel nuovo edificio saranno ospitati complessivamente 8 gruppi didattici, 4 per i bambini della scuola dell'infanzia e 4 per quelli dell'asilo nido. Favole da incubo, viaggio nella manipolazione affettiva mortale è il titolo dello spettacolo della criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone. Un'analisi accurata degli stereotipi di genere con lo scopo di sconfiggerli una volta per tutte. Abbiamo fatto tappa allo spettacolo di Trieste e di seguito vi riportiamo l'esclusiva intervista con la dottoressa Bruzzone. Il nostro viaggio è iniziato all'Università degli Studi di Trieste, dove ha avuto luogo la conferenza Stereotipi di genere e violenza di genere, conoscere per prevenire, rivolta agli studenti di psicologia con a capo i relatori, la dottoressa Bruzzone e lo psichiatra forense Alberto Caputo. Sei nata femmina, ti si aspetta da te questo e questo. 4-5 punti proprio cardinali. Se vai oltre, li violi, li sfidi, non ti inchini a quel tipo di condizione, e allora c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. E allora vieni giudicata, vieni aggredita, vieni punita e vieni anche uccisa. Gli stereotipi di genere vengono diffusamente interiorizzati già nei primi 3 anni di vita del bambino. Generazioni di bimbi e bimbe sono stati condizionati nella scelta dei giochi. Alle bambine spettano giochi monocolore. Quindi troviamo la cucina delle meraviglie e il kit per le pulizie, mentre i giochi per bambini sono creativi ed intraprendenti. Infatti gli stereotipi di genere sono talmente intrisi nella nostra mente e nella società che a volte ci vuole una fatica immane ad individuarli. Il grosso problema dello stereotipo di genere è che si trasferisce su piani assai invasivi e in particolare su quello educativo, quindi possiamo interpretarli come una serie di aspettative, di regole in qualche modo e di comportamenti che ci si attende da un soggetto in base al sesso di nascita. Infatti è l'alleato perfetto delle favole da incubo, che hanno un inizio sempre straordinario, ma che poi rivelano un finale da incubo. Nella fase iniziale il manipolatore affettivo è un soggetto che si comporta in maniera pressoché perfetta. È la versione, se vogliamo, potenziata del principe azzurro, ti bombarda di complimenti, di stimoli favorevoli, regali, attenzioni, promesse di amore eterno. Quindi nella fase iniziale è complesso, individuarlo. Però già in quella fase mette in campo 2 strategie tipiche di questo tipo di soggetti, ossia il progressivo isolamento della futura vittima dalla sua rete di relazioni, quindi tenta, anche se in maniera apparentemente benevola, di separare la vittima da tutto quello che la circonda, quindi amicizie, famiglia, lavoro, attività ludiche. Già nella fase iniziale, anche nella fase della luna di miele abbagliante, meravigliosa, in realtà le istanze di controllo si manifestano, quindi questo tipo di aspetti, quindi questa subdola modalità che separa la vittima dal resto della sua rete di relazioni e questa propensione a controllare tutti gli spostamenti, le attività, i contatti della vittima sono probabilmente i 2 principali indicatori che compaiono già all'inizio della relazione.
Poco si parla di dipendenza affettiva, ma è di fondamentale importanza saperne cogliere i sintomi. Per alcune donne non è altro che una manifestazione culturalmente accettabile di una dipendenza da un uomo che è in qualche modo non solo tollerata ma promossa a livello culturale ed educativo. Dalla dipendenza se ne può uscire. La fase del no contact è un po' quella dell'eroinomane che gli dicono ok, adesso ti devi disintossicare e devi smettere di farti. Su un piano cognitivo, razionale, la vittima può anche dire ok, collaboro su questa fase, poi subentra un malessere profondo. E quella fase lì, quella dell'astinenza, che in realtà è il momento in cui il tuo organismo comincia a disintossicarsi, non solo mentalmente, anche fisicamente, è la fase più difficile da gestire. Ecco perché bisogna stare vicino alle vittime ed ecco perché è importante che ci sia anche un professionista a cui la vittima può fare affidamento. Passiamo ai dati statistici. In Croazia negli ultimi 20 anni sono state uccise 400 donne. Dato statistico sulla popolazione generale avete un bel problema pure voi, insomma siamo messi più o meno nello stesso modo, insomma considera che in Italia sono un 120 di media dal 2000, quindi siamo passati siamo circa 3.000 donne fondamentalmente, quindi insomma su una popolazione di 56 milioni vedi che le proporzioni sono abbastanza simili. Lo spettacolo teatrale Favole da incubo, viaggio nella manipolazione affettiva mortale della criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone continua a riempire le sale dei teatri italiani, destando molto interesse da parte del pubblico su tematiche quali gli stereotipi di genere, la violenza sulle donne e tutti i meccanismi che si celano dietro a tale fenomeno. Abbiamo fatto tappa presso il Teatro Bobbio di Trieste. Quando vi dicevo all'inizio prendetevi del tempo prima di decidere di riprodurvi, è perché quella fase lì di intossicazione non vi rende lucidissimi, anche a livello dei sensi. Alcuni dopo che finisce questo effetto recuperano la vista e dicono dice, ma cosa è successo? Ma non è possibile. Eppure è così ragazzi, datemi retta. E lo spettacolo trae spunto dal libro, in realtà si spinge oltre, nel senso che nel libro chiaramente tratto alcune storie e le raccontiamo anche approfondendo l'aspetto degli stereotipi. Qui però sono scelto 3 storie che sono quelle che secondo me sono maggiormente rappresentative sia dello stereotipo di genere sia della manipolazione affettiva, e sono la storia di Roberta Ragusa, di Elena Ceste e di Arianna Flagello. 3 storie diverse nella loro evoluzione ma molto simili nella tipologia di dinamiche che si sono in qualche modo venute a creare. Ancora un messaggio per tutte le donne che stanno vivendo una relazione tossica. Cosa senti di dire? Mi sento di dire che una relazione non può essere un modo per definire il proprio ruolo nel mondo, che le donne possono scegliere di stare in una relazione nella misura in cui quella relazione le nutre, le fa stare bene, in qualche modo lascia spazio per le loro esigenze, per i loro progetti, per i loro desideri, insomma. Se una relazione ti chiede di diventare qualcosa di molto diverso da quello che sei, di rinunciare alle tue parti migliori, a delle legittime aspirazioni per poter vivere quella relazione, evidentemente non è una relazione che vale la pena di vivere. Una relazione sana non imporrebbe mai limiti, tutta una serie di regole e un controllo serrato. Quel tipo di relazione è una relazione malevola e da quel tipo di relazione vale sempre la pena uscire, a prescindere da quanto ci si è spinti in là, a prescindere che esistano o meno bambini all'interno di quella relazione, ma è importante essere consapevoli che quel tipo di relazione non potrà mai evolvere in maniera positiva. Basta, non c'è scritto da nessuna parte che dovete rimanere in una relazione di questo tipo. E non dovete neanche dare troppe spiegazioni, non è che l'altro deve andare in appello se decidete di porre la fine alla relazione. Ah no, mi devi spiegare perché, e perché? Cosa ci devi fare? Una volta che te l'ho detto non mi piace più, è più che sufficiente. Non ci sto bene con te, Ciccio, ciao, finito. Non devo fare grandi spiegazioni. La 9ª edizione della Riviera Medellin Road Race si è svolta con successo. Alla gara atletica di 5 e 10 km a Medolino hanno partecipato più di 200 corridori professionisti e ricreativi. Durante il fine settimana a Medolino si è svolta la tradizionale gara di atletica leggera su strada. Questa è la 9ª edizione della prestigiosa corsa che ha attirato a Medolino più di 200 corridori. La corsa principale è stata preceduta dalle gare per bambini di 1000 e 2000 metri. Mi piace correre. Come ti trovi in questa corsa, visto che hai già corso in precedenza, è semplice oppure no? Beh, non è semplice, ma non è nemmeno troppo difficile.
Sì, è la prima volta che corro. Come ti senti prima della partenza? Sono emozionato e felice. Puoi correre, ce la farai? Beh sì. Alle 11 vicino al Mulino a Vento sono iniziate le gare principali di 5 e 10 km. Il loro percorso è stato qui, presso il mulino sulla Liva. Hanno superato tutto l'autocampeggio di Medolino, la passeggiata in riva al mare. Quelli che hanno percorso 5 km sono saliti vicino all'albergo Belvedere e sono tornati per la strada principale qui sulla riva. Quelli che hanno corso 10 km sono scesi fino all'autocampeggio Casella e sono tornati lungo la strada principale. Sono andati alla penisola di Visula, hanno fatto un giro completo e hanno girato intorno all'albergo Arcus. Quindi sono tornati lungo la passeggiata, lungo questa parte fino al traguardo. Gli organizzatori hanno inoltre preparato preziosi premi per i concorrenti, 400, 200 e 100 euro, mentre a tutti i partecipanti sono state consegnate medaglie in pietra e non sono mancati i ristori lungo il percorso e all'arrivo. Me lo aspettavo, l'organizzazione è stata ottima, la gara è stata fantastica, il percorso era bello ed il tutto è stato molto soddisfacente. Tu sei la più anziana, intendo tra i più anziani qui. Perché ti sei iscritta a questa corsa? Mi piace correre ed è il mio amore. Com'è stato per te qui oggi? Era piuttosto dura, faceva caldo, un sole scottante, ma c'era anche molto vento. Gare come queste sono uno dei motivi principali per l'arrivo degli ospiti nel pre-stagione e nel fuoristagione e noi continueremo a lavorare sulla loro organizzazione e promozione di tali. Hanno concluso gli organizzatori della corsa di Medolino, cioè la Società Atletica di Medolino, Comune di Medolino, Ente Turistico di Medolino e il gruppo Arena Hospitality. Cosa possiamo aspettarci per la 10ª edizione? Quindi qui mi siederò insieme all'ente turistico e al comune di Medolino e vedremo che venga da noi un numero ancora maggiore di corridori. Quest'anno abbiamo avuto circa 210-218 iscrizioni, ma non tutti si sono presentati. C'erano molti sloveni, italiani e tedeschi. Penso che siano venuti anche persone dalla Bosnia ed Erzegovina, tutti corridori professionisti o semi-professionisti, e penso che oggi abbia corso lì anche un detentore del record, uno sloveno mi sembra, quindi qui siamo davvero riconosciuti come corsa importante nella regione. Ed è tutto per stasera, ci vediamo domenica prossima alla stessa ora, buona serata.